il maltempo ancora protagonista sui giornali di oggi. Altri 20 minuti di bufera, alberi caduti nel feltrino. Questo è un titolo che troviamo sul Corriere delle Alpi. Parla della situazione di ieri, in cui i problemi si sono concentrati sulla parte bassa della provincia. 37 gli interventi dei vigili del fuoco, un'auto danneggiata da un ramo. E il tema del maltempo, delle sue conseguenze, viene ricordato anche per altre zone del Veneto in questi ultimi giorni, colpite anche più duramente di quanto è stata la provincia di Belluno, e vengono anche menzionate le conseguenze che si stanno contando e verificando del maltempo anche dei giorni scorsi, in particolare di quanto capitato martedì. È il caso, per esempio, di quanto è successo in comune di Rozzo di Cadore, a Pian dei Buoi, dove una colata di detriti ha interrotto una strada e anche bloccato una famiglia. Colata di detriti sulla strada da Lozzo a Pian dei Buoi, famiglia bloccata. Questo è il titolo del Corriere delle Alpi. Un primo smottamento in Val Longiana rimosso dal sindaco con la pala meccanica, la baita raggiunta dal soccorso alpino. Si tratta appunto di una conseguenza del maltempo del pomeriggio di martedì. Maltempo che continua a preoccupare. Ricordiamo che la allerta gialla è prevista fino alle 18 di oggi. Con questa notizia abbiamo aperto la rassegna stampa odierna. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e cominciamo vedendo la copertina del Corriere delle Alpi, che oltre a una grande foto dedicata appunto al maltempo, col titolo Una nuova ondata di maltempo, frane sopra Lozzo, famiglia evacuata, si occupa anche del tema delle spese per la sanità e del rapporto con i redditi dei cittadini. I redditi non crescono, le spese per la sanità sì. La fotografia dalle dichiarazioni dei redditi dei bellunesi: aumenta la quota per gli psicologi. La CGIL pensa dover andare nelle cliniche. Il 2022 anno di mobilità occupazionale. E vediamo all'interno come viene trattato il tema. Cresce la spesa sanitaria dei bellunesi. La CGIL pesa dover andare dai privati. La fotografia che emerge dalle dichiarazioni fiscali. I redditi restano sostanzialmente invariati. Questa la denuncia del giornale, che nella parte bellunese inizia con un'altra notizia relativa al Nevegal. L'acqua del Nevegal non può essere usata per la neve artificiale. Progetti a rischio. Dopo 20 anni emerge la mancanza delle autorizzazioni. In bilico il lago finanziato dal PNRR e la stagione invernale. Preoccupazioni quindi per il futuro sviluppo del comprensorio del Nevegal. 7 candidati per la gestione della RSA per disabili di Cusighe. Per la cura dei 40 ospiti, l'UIS è pronta a pagare 16 milioni in 7 anni e mezzo. L'attuale servizio è criticato dalle famiglie. Si temeva che la gara andasse deserta. E sempre da un punto di vista sanitario, accordo ULS sindacati dei medici. La NAO, il sindacato, siamo in ritardo di 3 anni. Andiamo avanti sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi con la notizia di un cambiamento nelle dirigenze scolastiche. Lascio un Catullo in forte espansione, a Feltre torno a casa. Dopo 4 anni nell'Istituto Superiore di Belluno, il Catullo, da settembre Mauro De Lazzer passerà all'Istituto Comprensivo di Feltre e commentando, giudicando la sua esperienza compiuta a Belluno, un'esperienza stimolante, ma ora si cambia.
e per la cronaca evade dai domiciliari nascosto nel bagagliaio, arrestato dalla polizia. Si tratta di un giovane che appunto agli arresti domiciliari aveva trovato il modo per evadere, ma è stato scoperto e portato in carcere a Baldenic. Ed eccoci sempre sul Corriere delle Alpi nella sezione Feltrina. Castello ha venduto la fabbrica in Friuli, previsti milioni di euro su Pedavena. Si tratta della ufficializzazione della conclusione della trattativa per cui il gruppo Castello ha venduto lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro, ceduto a una società, a un gruppo danese che già opera in Italia. Ora si potrà dare corso agli investimenti necessari per modernizzare gli impianti e valorizzare i marchi di birra che vengono prodotti nello stabilimento di Pedavena, perché il gruppo Castello aveva appunto questi due stabilimenti in provincia di Udine e quello di Pedavena, e ora concentrerà i suoi sforzi, le sue risorse sulla produzione a Pedavena. E sempre nella zona del Feltrino, problemi di traffico per i lavori al cavalcavia di Formegan. Attivata la deviazione del traffico per Formegan. Qualche problema iniziale all'incrocio con via Pugliere, poi il chiarimento del sindaco. Si accede da entrambe le direzioni. Collisione all'incrocio tra la strada regionale 50 e via Trafego. 2 donne all'ospedale. In questo caso siamo a Feltre, al Pasquer. Ed eccoci a Lamont. Parliamo del tema dei migranti. In agosto apre il CAS, il centro di accoglienza straordinaria. 2 incontri con i cittadini. Martedì consiglio comunale con la partecipazione del prefetto Savastano. Mercoledì al centro Amo dibattito pubblico con i referenti della cooperativa. Il sindaco Maccagnan: abbiamo ottenuto rassicurazioni per la vigilanza. Si tratta dell'impegno a preparare al meglio l'arrivo dei migranti in paese. Fonzaso, controlli itineranti con postazioni autovelox per limitare la velocità. Pedavena estate, 5 serate con musica e cinema all'aperto. Prima tappa giovedì 27 luglio alle 20:30 a Facen con Figuriamoci, coinvolti il campo sportivo di Murle e l'area picnic di Pian d'Avena. Parcheggi a pagamento nella Valle del Mis. Si ritarda di 24 ore. Siamo in comune di Sospirolo. Oggi è prevista scarsa presenza a causa la gara di ciclismo che porterà a chiudere, fra virgolette, il paese per ore. Si tratta del campionato italiano di ciclismo a cronometro, che evidentemente dà risonanza al comune di Sospirolo, ma produce anche qualche inconveniente per la mobilità ordinaria della zona. Il sindaco De Bon: qualche rinuncia compensa ampiamente il ritorno d'immagine per il territorio. Val di Zoldo, camper di sosta al Passo Staulanza, monta la protesta. I gestori del rifugio omonimo hanno interessato il sindaco. Non si discute che si fermino, ma solo che attrezzino i mezzi come se fosse un campeggio. Limana, sicuri in casa propria. Il comune aderisce al progetto per gli anziani. E siamo in Cansiglio, l'archeologia climatica nella Summer School di Veneto Agricoltura. Una 4 giorni a livello nazionale, unica nel suo genere, abbinata a uscite sul territorio, laboratori, visite a siti di scavo. Si è conclusa ieri all'Hangar Cansiglio di Veneto Agricoltura la prima edizione di una nuova Summer School a carattere nazionale, riguardante l'avifauna
attuale e quella fossile e i segreti dell'archeologia climatica. Un evento certamente da sottolineare. Gruppo Alpini Borsoi, una grande festa per il 30° raduno. Ospiti sono stati i colleghi di San Vendemiano e le famiglie dell'ANFAS con i loro ragazzi. Ricordiamo l'ANFAS, l'associazione delle famiglie con persone disabili. Ed eccoci ad Alleghe. Case private, affitti irregolari. I vigili portano alla luce 3 casi. Il sindaco De Toni aveva disposto controlli su diverse situazioni apparse sospette. Ora faremo ulteriori approfondimenti e passeremo a setaccio altre locazioni, sottolinea. Chi va sul mercato aggirando la legge rischia guai seri, anche di natura penale, fa presente il primo cittadino di Alleghe. Ed eccoci a Cortina. Turismo sostenibile. Abbiamo i numeri per fare da apripista. Pirro, presidente dell'Asso Albergatori, candida la Conca dopo la riconferma del fondo ministeriale da 25 milioni. L'Italia è tutta bella, ma chi è coinvolto nella partita olimpica è più sotto pressione, sottolinea. Nel nostro comparto va prestata attenzione anche al tema della accessibilità. Andiamo ancora avanti. Pieve di Cadore. Fare sport qui è tanto dura, per questo vanno premiati quanti sanno emergere. L'assessora Marchi e la sindaca Manusci di Pieve di Cadore hanno accolto in municipio 3 atleti, Valmassoi, Tabacchi e Pietrobon, orgoglio del comune. Avviato il restyling del depuratore che serve Misurina. Affidata a una ditta del Comelico il cantiere che durerà tutta l'estate e porterà alla realizzazione del nuovo comparto di pretrattamento dei rifiuti che renderà molto migliore il risultato del lavoro del depuratore. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. Il titolo principale di oggi: inchiesta sugli appartamenti fantasmi, giro di vita dei comuni sugli evasori, il caso di Alleghe con l'individuazione di 3 irregolarità, altri controlli per rispetto di chi è in regola. E la notizia viene ripresa anche a pagina 3 del Gazzettino. Affitti fantasmi, primo giro di vite. Il consigliere provinciale delegato e sindaco di Alleghe, Danilo De Toni, ha avviato una serie di verifiche nel suo comune. Scoperte 3 locazioni irregolari con 2 proprietari che non si registravano e non versavano la tassa soggiorno. Servono maggiori controlli, i comuni potrebbero farlo solo con 1 ora al giorno. Il presidente degli albergatori spesso sono veri imprenditori con 10 appartamenti, ma senza regole. E certamente si tratta di un'osservazione critica da parte di chi opera professionalmente nel settore e che evidentemente non può accettare che altri lo facciano senza rispettare tutte le regole. L'altra pagina di approfondimento del Gazzettino di Belluno è dedicata alle conseguenze giuridiche del rogo che aveva coinvolto una pizzeria a Pieve di Cadore. Rogo in pizzeria, scagionato al titolare, condanne per 2. Questo è il titolo del Gazzettino. È crollata la ricostruzione della procura, non fu un piano per truffare l'assicurazione. Assolti con formula piena Piccin, Zanettin e Lauro. In aula erano sfilati 45 testimoni in una ventina di udienze e difensori, 1 anno di lavoro, una sentenza giusta. Ed eccoci a Belluno. Obiezioni all'ex distributore Agip, ma si farà.
Il piano osteggiato da molti di costruzione del supermercato ha raccolto diverse osservazioni a cui gli uffici risponderanno e il vice sindaco Paolo Gamba annuncia che il progetto verrà riportato in consiglio. Voglio che ci sia trasparenza. Se quella zona è così non è colpa del nuovo canguro, ma di anni di urbanistica di questo tipo, sottolinea l'amministratore. Fotovoltaico e pompa calore. La casa di riposo Gaggialante di Cavarzano diventa green. La giunta comunale di Belluno spiega che si avranno risparmi di 1/3 sulla bolletta che ora ammonta a 100.000 euro. Il Denegal sarà riferimento in tutto il Veneto. Il comune di Belluno ha svelato il piano da attuare con la cordata di investitori anglo-algerini e scoppia il caso politico. Si punta a fare della località la principale stazione invernale della regione. Il PD ironizza, intanto la seggiovia è chiusa. È ai domiciliari per rapina. Evade per spacciare. La polizia ha arrestato un giovane marocchino residente in città, a Belluno. Finito già in manette, aveva evitato il carcere, ma ora è in cella appunto perché ha evaso dagli domiciliari. Birra Castello potenzia Pedavena. Il gruppo ha scelto di puntare sulla birreria Feltrina e di vendere la fabbrica di San Giorgio di Nogaro, località in provincia di Udine. La realtà friulana ora è stata ceduta a una società danese, avviati i lavori di miglioramento in via Vittorio Veneto a Pedavena. Il nuovo magazzino automatizzato, sia la sala cottura che quella di fermentazione modernizzate. Domani concerto barocco al santuario di San Vittore alle 18. Ecco le squadre ULS, la solidarietà ha già vinto. Ieri sera il messaggio del commissario Dalben prima della gara. Lavori al cavalcavia. Traffico in tilt a Santa Giustina. Posizionata la nuova segnaletica e modificati i flussi. Ieri verso le 10:30 primi problemi nel centro storico di Formegan. Il sindaco Minella: abbiamo riscontrato alta velocità e troppi veicoli, ho chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Albero finisce sull'auto, miracolato il conducente. Una ventina ieri gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Feltre impegnati a far fronte ai danni del maltempo che ha battuto pesantemente da Quero Bassi in su in tutto il Feltrino, scrive il Gazzettino, che pubblica anche la foto della auto travolta da un albero in quel di Fonzaso. Malore fatale, 67enne muore mentre va a funghi nel bosco sopra Canale d'Agordo. È accaduto ieri verso le 14 in Val Biois, vittima il veneziano Claudio Rampazzo, disperato tentativo della Croce Verde, del Soccorso Alpino e dei Carabinieri. Alberi abbattuti, una minaccia per la linea TIM. Siamo sempre a Canale d'Agordo. Dopo la tempesta di martedì, nessun intervento. Valle del Mis. I parcometri entreranno presto in funzione. Il sindaco di Sospirolo De Bon: per ora c'è l'addetto, presto cambieremo. Nuovi scavi vicino al riparo di Mondeval, in comune di San Vito di Cadore. Quinta fase di ricerca nell'area dove venne ritrovata anche la sepoltura mesolitica. Fu una scoperta di portata mondiale, ricorda il Gazzettino. Finanziata dalle regole di San Vito, finora ha portato alla luce una punta di freccia databile fra tardo neolitico ed età del bronzo. Negli strati inferiori sono stati trovati manufatti in pietra, carboni, ossa delle prede dei cacciatori di 11.000 anni fa. Cantieri olimpici. Serve accelerare. I costruttori veneti chiedono di partire con tutti i lavori.
Corazzari, assessore regionale, rassicura: avremo tutte le opere necessarie alle Olimpiadi. Intanto gli ambientalisti hanno manifestato contro la pista da bob. Fermatevi, immane scempio anche economico, fanno presente. Maxi colata detritica blocca la strada per Pian dei Buoi e isola per una notte i turisti. Donatori nati, poliziotti e pompieri alla Coppa d'Oro a Cortina. Il via alla tappa delle auto storiche con la Lamborghini che la polizia utilizza per trasportare organi. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.